2023, un 2023 di grande dolore, di grande sofferenza, ma anche di tante idee, di sacrificio e di impegno, perché con l'impegno si risolvono tanti problemi e si sormontano anche le montagne. Siamo partiti meno di 2 anni fa con un nuovo progetto orchestrale, l'Orchestra Sinfonica del Veneto, e recentemente abbiamo visto che la nostra orchestra era composta per metà da musicisti e per metà da musiciste. E allora oggi, con l'invito del Presidente Zaia, abbiamo voluto portare qui, in questo autorevole consesso, in questo luogo delle istituzioni venete della nostra regione, abbiamo voluto portare questa nuova formazione orchestrale, la My Venice Chamber Orchestra, composta da musiciste, da professoresse d'orchestra, diplomate con il massimo dei voti, giovani, ma non è quello che conta, l'importante è la passione, la professionalità, l'impegno, la voglia, l'entusiasmo, perché come regione stiamo portando un messaggio positivo, un messaggio che guarda avanti, che guarda al futuro, e i valori li testimoniamo con il nostro impegno, ma anche con il nostro sacrificio, perché la musica è sacrificio e noi questi valori li portiamo avanti con l'arte, con la cultura e con la musica. Oggi per gli auguri di Natale proporremo 10 minuti appena di musica, ma saranno sufficienti per darvi l'idea del clima di fiducia che Padre Gabriel nel film Mission porta a questo popolo selvaggio, un popolo selvaggio del Centro America che non ha mai ascoltato la musica e che ne viene affascinato, non perché Padre Gabriel